Elisa, l'endometriosi è una malattia che colpisce molte più donne di quello che sembra ed è un argomento che sta salendo all'attenzione pubblica da poco. Sì, finalmente negli ultimi anni se ne sta parlando sempre di più perché l'endometriosi è una malattia cronica, invalidante, senza una cura, che colpisce in Italia 3 milioni di donne e 170 milioni di donne nel mondo. Però queste sono stime non del tutto accurate proprio perché tante donne non sanno di soffrirne e poi neanche appena lo scoprono si vergognano di parlare di questa malattia perché ci sono tantissimi tabù. E è una malattia che si sviluppa in che modo, in che forme? L'endometriosi avviene quando il tessuto che riveste l'utero, chiamato endometrio, cresce al di fuori di esso e va ad intaccare altri organi interni, come la vescica, i reni, le ovaie, le tube e anche i legamenti uterosacrali e tanti altri organi. E in che cosa, come si manifesta esattamente? Si manifesta con tantissimo dolore. Diciamo che purtroppo l'endometriosi non colpisce le donne in maniera molto diversa tra di loro, perché esistono 4 stadi della malattia, dal primo al quarto, dal più lieve al più severo, il più grave. E questi stadi sono collegati al grado della diffusione di questa malattia all'interno del corpo di una donna, ma non sono correlati al grado del dolore accusato, perché una donna al primo stadio di endometriosi, quindi con una lieve diffusione dell'endometriosi, può manifestare tantissimo dolore. E al contrario può essere che una donna al quarto stadio, quindi con la malattia molto avanzata, può avere un'endometriosi asintomatica, senza dolore e a volte si accorge di avere l'endometriosi solo perché non riesce a rimanere incinta e fa ulteriori esami e alla fine si scopre questo. Anche perché endometriosi e infertilità sono purtroppo molto legati tra di loro. Di endometriosi ci si può curare, ma si può dire che si può guarire? No, purtroppo non si può guarire dall'endometriosi, anche se si sente dire questo, ma non è corretto perché ci sono delle terapie che possono tenere il dolore sotto controllo e anche la diffusione della malattia sotto controllo. Sono terapie comunque non semplici, si tratta di prendere ormoni, assumere pillole, assumere la spirale e avere anche degli interventi. Un intervento però non è la cura, si tratta solo di asportare l'endometriosi, ma potrebbe sempre purtroppo ritornare. E io sono una di queste, ho già avuto 2 interventi, ma nonostante questo continuo a stare male e nonostante sia seguita da specialisti e sia in menopausa farmacologica, quindi non avendo il ciclo, l'endometriosi non si sviluppa, però continuo ad avere dolore. E tu come hai fatto ad accorgerti di essere tra queste persone? Purtroppo mi ci sono voluti 10 anni di dolore e di incomprensione prima di scoprire di avere l'endometriosi. Uno dei problemi principali infatti è il ritardo diagnostico stimato attorno ai 7 anni circa. Purtroppo l'endometriosi viene confusa come il dolore da ciclo mestruale, quindi le donne non vengono credute perché ci viene detto che tutte hanno le mestruazioni, tutte hanno dolore, siamo noi che ci inventiamo il dolore che non riusciamo a sopportare, che è tutto nella nostra testa. Io ho passato tutta l'adolescenza ad avere dolori molto molto forti, debilitanti, sia durante il ciclo ma anche prima, dopo. Stavo sempre male e ho sempre preso la pillola perché ho visto tantissimi ginecologi fin da piccolina e nessuno mai mi aveva mai accennato che magari il dolore potesse essere causato da una patologia. E quindi poi quando l'hai scoperto sei riuscita ad affrontarlo subito?
Purtroppo no, perché l'ho scoperto in un intervento più o meno di urgenza in laparoscopia esplorativa, perché non riuscivano a capire cosa avessi, visto che non riuscivo più a camminare, a reggermi in piedi, e hanno deciso di fare una laparoscopia esplorativa e mi hanno trovato l'endometriosi. Però proprio il fatto che non avevo mai sentito parlare di questa malattia e poi anche il nome endometriosi spaventa, perché ora negli ultimi anni si parla sempre di più, ma io il primo intervento l'ho fatto nel 2015 e all'epoca, solamente 7 anni fa, non se ne parlava molto, non c'erano neanche tutte le associazioni che ci sono ora a tutela delle donne con l'endometriosi, e all'epoca l'endometriosi non era neanche inserita nei livelli assistenziali minimi, mentre ora per fortuna il terzo e il quarto stadio sono inseriti, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Per questo bisogna parlarne, bisogna sensibilizzare, anche perché abbiamo bisogno di avere i nostri diritti riconosciuti, perché l'endometriosi è una malattia che intacca tutta la sfera di una donna, la sfera personale, relazionale, lavorativa, ed è molto invalidante. Ci sono una serie di cose che si possono fare per riportare alto il livello di attenzione su questo tema. Ci si può informare, si può venire a conoscenza della questione non solo se se ne è realmente affetti. Bisognerebbe forse spingere di più sull'informazione. Sì, bisogna parlarne, non vergognarsi di parlare di una malattia che purtroppo ha tantissimi tabù, perché riguarda una sfera femminile e privata, però non c'è nessuna vergogna, e soprattutto non dobbiamo sottovalutare il dolore delle ragazzine, delle donne durante il ciclo mestruale, perché purtroppo l'endometriosi è difficile da diagnosticare e bisogna rivolgersi a degli specialisti per l'endometriosi, perché tanti medici di base e anche tantissimi ginecologi non la conoscono, quindi non bisogna pensare che il dolore sia normale, non è mai normale il dolore. Quando c'è del dolore bisogna sempre continuamente cercare una risposta, non demoralizzarsi, non scoraggiarsi, ma andare da specialisti. Adesso siamo nel mese di marzo, il mese della prevenzione, e il tuo è un appello soprattutto alle giovani di non fermarsi alla prima falsa diagnosi, ma continuare e sperare di trovare il prima possibile una soluzione. Sì, infatti mi appello a tutte le ragazzine che come me hanno sofferto molto, stanno soffrendo, e non devono pensare che soffrire durante il ciclo mestruale è una cosa normale, non devono ascoltare tutte le persone che gli dicono che tutte hanno il ciclo, è normale stare male, perché c'è dolore e dolore, e non è giusto soffrire, e non sono sole, non siamo sole, ci sono tantissime donne che soffrono, e l'unico modo per arrivare a trovare l'endometriosi in tempo è la prevenzione e l'informazione, e essere diagnosticate il prima possibile, perché chi viene diagnosticato con l'endometriosi ad un quarto stadio, quindi con una malattia avanzata, rischia di avere danni permanenti con l'asportazione di organi, e è molto difficile poi conviverci.